Sei contenta? Molto. Cosa pensi di questo premio? Penso che sia il premio in sé, lo trovo molto interessante. Premiare sia le persone che si sono distinte, gli artisti, gli autori, le personalità del cinema e anche incoraggiare quelli che sono a metà strada. Quindi è importante anche il riconoscimento, il premio, il sigillo, diciamo, a una carriera che è iniziata da poco ma che comunque si preannuncia, diciamo, piena di frutti. Speriamo. Io farò del mio meglio per quanto mi riguarda. Com'è che hai iniziato questa carriera? Ti ricordi gli inizi? Sì, beh, nel cinema la prima parte è stato Tinto Brass a darmela. Poi dopo ho lavorato subito con vari autori, Sergio Citti, Giancarlo Scarchilli. Poi ho cominciato a fare un po' di fiction, ho lavorato con Vittorio De Sisti, Orgoglio, Professione Fantasma. Poi dopo varie esperienze anche di teatro e anche a seguito dei miei studi, diciamo, metodo Stanislavski Strasberg, un po' Lector Studio nostrano, anche qua c'è anche a Roma, con la direzione di Francesca De Sapio. Sì. Poi dopo ho lavorato con i fratelli Vanzina, Vacanze di Natale 2000, poi Gangsta of New York, di Martin Scorsese, anche se piccole partecipazioni, però comunque sotto la direzione di grandi registi, per cui tutta esperienza di set e di lavoro. Ecco, diciamo, questi studi, queste interpretazioni, queste esperienze, cosa ti hanno dato? Quali sono gli insegnamenti più importanti che hai ricevuto? Dai miei studi? Sì. Beh, sostanzialmente ero un'attrice del metodo anche prima di conoscerlo, nel senso che comunque già cercavo di medesimarmi subito nel personaggio. Pensavo che fosse vero, no? Cercavo, diciamo, di farla mia, di essere io, non in maniera esteriore, ma di prestare un po' la mia anima, no? Di mettermi in gioco. Ed è un lavoro molto interessante da fare, magari ti approcci al personaggio in maniera istintiva, però poi adesso vorrei continuare a studiare cercando di creare dei personaggi più complessi, perché finché hai dei personaggi magari moderni o un po' più semplici, però è anche una sfida dell'attore, penso, ed è interessante scoprire delle nuove sfumature, riuscire a creare, a emozionare. Non ti fa paura questo? No, perché paura? Magari scoprire delle cose pericolose, delle situazioni un po' di fragilità che si possono scoprire. Diciamo è una sfida, diciamo. Per esempio quando ho lavorato con Francesca De Sapio sotto la sua direzione in Hurly Burly di David Rabe al teatro, avevo un personaggio che era una spogliarellista cocainomane, che sembrava la più superficiale, diciamo, e invece poi era il personaggio più umano in realtà, perlomeno l'ho reso io umano, diciamo, senza saperlo. E lei appunto quando scopriva la sua solitudine aveva questo monologo drammatico, fortissimo. Per riuscire a fare quella cosa dovevo farmi tanto male ogni sera, anche perché Francesca De Sapio è una regista che vuole sempre il massimo, vuole sempre cose fresche e quindi ti metti per dare delle cose vere devi comunque andare giù, anche te devi scoprirle, no? Devi trovare quelle cose di te personalmente, di make it Monique, no? Non del personaggio, e quindi che magari ti hanno fatto stare così male o che ti danno, e quindi devi andare un po' giù dentro te stessa e vederti in contatto con le tue paure, con le tue... però è anche meraviglioso. C'è qualche attrice del passato o qualche attore che ti aiuta, che comunque ti dà la carica per andare avanti nei momenti di un po' di difficoltà? Beh, di difficoltà non è che mi... C'è qualche esempio da imitare? Attrici e attori che adoro ce ne sono tantissimi. Diciamo,
per esempio mi mette Jessica Lange, perché è molto inquietante, trovo molto inquietante lei in realtà. Il postino sono sempre 2 volte. Poi anche Meryl Streep mi piace molto. Beh, poi ci sono dei film che io poi sono molto emotiva, dopo ci piango i giorni. Tipo quando l'ho visto dopo, avanti, la scelta di Sophie. Però ecco, vederla passare da dei ruoli così drammatici, così intensi, ai ruoli brillanti ed essere sempre così efficace mi colpisce molto. Mi piacerebbe, no? Passare a riuscire, chissà, vediamo. Sei qua in questi giorni alla Mostra del Cinema, che significato e cosa rappresenta per te questo grande evento? È un momento di cultura, di interesse, insomma, per questa arte. È bello scoprire anche il lavoro di tanti registi, magari anche sconosciuti, non stranieri, incontrare persone, comunicare, prendere dei contatti. Poi insomma, penso abbia un valore anche quando porti un tuo film, no? Un tuo lavoro, anche vale per il pubblico, è anche molto importante uscire. Speriamo che il Festival di Venezia abbia una sua rimonta, no? E che torni a brillare, insomma, per la sua grande importanza che ha. Forza Veneto. Io sono veneta, però. Di dove sei? Io sono cresciuta a Rovigo. Rovigotta. Rovigo non me ne intrigo, però si intrigano tutti. Sì, infatti. E poi sei andata a Roma? Sì, sono trasferita a Roma, dopo un breve periodo a Bologna, di teatro, eccetera lì. E ho vissuto diversi anni a Roma. Adesso sei a Roma? E adesso, poi dopo sono tornata perché ho avuto una bambina, adesso ha 3 anni, e ho avuto una pausa, diciamo, dalle scene, anche se poi ho fatto una serie TV per Sky, anche mentre stavo qui in Veneto. E adesso insomma, ho deciso di tornare, ecco. Mi sono sentita un po' come un'assetata nel deserto, veramente il cinema e recitare è quello che io voglio fare, la mia vocazione, quindi sono ritornata con più determinazione e con più consapevolezza di quello che voglio fare e di quello che non voglio fare, mentre magari forse prima andavo un po' allo sbando. Ecco. Forse anche la maternità ti ha dato un po' più, diciamo, di responsabilità? Forse a volte ci facciamo condizionare dagli altri, magari gli altri si aspettano qualcosa da noi, la società, però alla fine penso che dobbiamo seguire noi stessi per prima cosa, cioè non tradire noi stessi, quello che sentiamo dentro, che è la nostra strada che vogliamo fare, quella è la strada giusta. In particolare inseguire anche i propri sogni. Sì, è fondamentale, perché sennò poi avremo dei rimpianti. Bene, chiudiamo con il premio e ti auguro veramente un in bocca al lupo grandissimo per la tua carriera, per la tua figlia, per le tue cose più importanti. Grazie.